Ed ora pronti per il secondo video, quello in cui vi parlerò della famiglia di Bruna Melis. Pronti? Aio, beniga di conto. Riuscite a vedere questa fotografia? Ora giro lo schermo. Questa foto è molto bella, anche se c'è il vetro e quindi si riflette la luce, perciò vi chiedo scusa. Le persone che sono rappresentate in questa fotografia sono Rosina, il babbo Ferdinando e Bruna Melis. Sapete la storia di zio Ferdinando, che purtroppo è morto a seguito di un assurdo incidente. Lui lavorava con le mine, si trovava nella strada vicino a Torboredo, una delle tante mine che utilizzava per il suo lavoro. Esplodendo ha fatto schizzare via una pietra, proprio sfuggita dal controllo, una pietra di circa 400 grammi, che però con quella potenza ha assunto un valore di circa 8 kg. L'ha colpito in testa uccidendolo. Trasportato ancora vivo ad Esterzili e spirato subito dopo. E questo è successo l'11 luglio del 62, mentre questa fotografia risale al periodo di Carnevale del 62, lo stesso anno, qualche mese prima. Lui indossava l'abito di zio Francesco Dughiani, il padre di zia Velicina, e la persona a sinistra, che è Rosina, indossava l'abito di zia Maria Teresa, mentre Bruna, a destra, indossava l'abito di sua nonna. Perché vi dicevo in un altro video che esistono dei falsi storici causati dalle foto? Perché se si prendono le fotografie così senza conoscerne la storia, allora si può dire che ad Estercini in un certo periodo storico si vestisse in un certo modo. In realtà non è così. Perché? Perché l'abito ormai era già andato in disuso e zia Maria Teresa con zio Francesco Dughiani sono stati tra gli ultimi che l'hanno utilizzato abitualmente. Notate che Rosina ha il capo scoperto, mentre noi abbiamo delle fotografie che ci ha mostrato Maria Assunta di zia Maria Teresa, in cui lei indossava addirittura il fazzoletto sotto lo scialle, ma anche questo non era sempre così. Dell'abito di Bruna, che indossa Bruna, non si ha nessuna certezza. Era di sua nonna, forse l'aveva ereditato, forse lo utilizzava solo per le grandi occasioni. Certo è che non indossavano l'abito tradizionale nel quotidiano. Questa giacchina era particolarissima per via dei coralli, sia nelle braccia sia nel davanti. E non si sa neanche dove sia finito. Si sa soltanto che Bruna aveva regalato su Gipponi a Fernando Pilia, per cui uno dei tanti cimeli di Estercili che aveva ricevuto in dono il celebre professore. Quest'altra fotografia è leggermente più ricca, ci sono Pietri. La fotografia è più ricca perché ci sono più persone. La prima è Rosina, poi zia Pietrina con una vicina di casa che all'epoca era piccolina, era Linda, fior di Linda, del Plano. Zio Ferdinando con l'abito di zio Francescheddu, Bruna de Sa Siciliana, che indossava anche lei un abito tradizionale con, vedete, lo scialle chiuso sotto il mento, sembra quasi con una spilla. E io raramente ne ho viste così di signore ad Estercili, la testa molto scoperta l'ho vista in molte foto, ma in molte altre ho visto i fazzoletti sotto lo scialle, quindi vuol dire che le mode erano diverse anche all'epoca. E poi Bruna con l'abito tradizionale della nonna. Queste sono testimonianze d'epoca anche perché stiamo parlando di 61 anni fa. La nonna di Bruna, zia Finedda, si chiamava Serafina Boi, ha vissuto con Bruna finché non è mancata nel 1959, per cui Bruna con certezza sa dirci che quest'abito lei non gliel'ha mai visto indosso. Utilizzava un abito lungo, nero plissettato perché era vedova, e per le feste indossava anche sugossu e su gipponi, su go su sotto per tenere bene il seno e su gipponi sopra, però non abbiamo nessun altro tipo di testimonianza relativa alla vestiario tradizionale. Spero che il video vi sia piaciuto, vi saluto e a presto. Ciao!